Questo programma è offerto da Micra. Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Economai FVG. Questa sera parliamo di ambiente e di energia, lo sappiamo, è un momento complicato quello che stiamo vivendo, soprattutto sul fronte della crisi energetica con il gas, con il prezzo alle stelle, ma naturalmente anche il petrolio ha un ruolo molto importante, lo vediamo tutti i giorni, ce ne siamo accorti, insomma, dalle nostre bollette che arrivano, che stanno mettendo anche in difficoltà tante famiglie, tante imprese. Da questo punto di vista dobbiamo ricordare che sul nostro territorio passa anche un importante oleodotto per 700 km che va da Trieste fino alla Germania. Questo oleodotto è gestito da SIOT e questa società ha in piedi un progetto di efficientamento energetico, vuole di fatto rendersi autonoma da questo punto di vista perché i costi dell'energia sono altissimi. In che modo lo vuole fare? Attraverso dei cogeneratori sul nostro territorio che interesseranno alcuni comuni del Friuli Venezia Giulia, San Dorligo della Valle nell'area triestina, Reana del Roiale, Cavazzo Carnico e Paluzza. Questi progetti che sono in piedi, che stanno ottenendo le autorizzazioni necessarie per essere messi in piedi, hanno scatenato un po' di malumore sul territorio, alcuni dei sindaci sono contrari al progetto o meglio lo vogliono rivedere. Ecco, di tutto questo parleremo questa sera in un confronto molto importante, forse il primo faccia a faccia tra la società, la SIOT appunto, e i sindaci, gli amministratori friulani del territorio. Io ringrazio moltissimo gli ospiti che sono qui questa sera, a partire da Alessio Lilli, che è il presidente di SIOT. Grazie Presidente, buonasera. Grazie a voi per l'invito. Lo dicevo, insomma, da una parte c'è l'azienda, la società, dall'altra ci sono gli amministratori. Ringrazio anche il sindaco di Paluzza, Massimo Mentil, per essere con noi questa sera. Grazie a voi e buonasera a tutti. E buonasera a Gianni Borghi, sindaco di Cavazzo Carnico. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Grazie, poi insomma abbiamo detto c'è anche Reana del Roiale, non può essere presente il sindaco Emiliano Canciani, al suo posto però c'è l'assessore Franco Fattori. Grazie e buonasera per l'invito. Grazie a voi. Allora l'abbiamo detto, insomma, questo sorta di primo faccia a faccia, Telefriuli diventa anche un'arena, un luogo dove ci si confronta, perché al di là delle polemiche naturalmente i punti di vista sono diversi, però è giusto anche confrontarsi e trovare magari una sintesi, perché progetti come questo sicuramente vanno bene per il territorio, però il territorio chiede anche delle garanzie. Allora Presidente, io parto da lei, se ci illustra il progetto, perché siete arrivati naturalmente a individuare questa opportunità, questa creazione di questi cogeneratori, insomma, a che punto siamo del progetto? Il progetto parte da tanti anni fa, abbiamo avviato nel 2018 uno studio per cercare di capire come avremmo potuto ridurre il nostro impatto ambientale nell'esecuzione del nostro lavoro quotidiano. Il nostro lavoro quotidiano, credo sia il caso di illustrarlo brevemente. La SIOT da 55 anni riceve navi petroliere al porto di Trieste, scarica circa 40 milioni di tonnellate all'anno di greggio o di prodotti petroliferi che poi manda attraverso condotta, quindi attraverso l'oleodotto, alle raffinerie di Vienna in Austria, delle due raffinerie poi in Repubblica Ceca e a tutte le raffinerie del sud della Germania, Baviera e Baden-Württemberg. Tutto questo sta avvenendo da 55 anni, sono stati trasportati oltre 1,5 miliardi di tonnellate di greggio attraverso l'oleodotto in maniera sostanzialmente invisibile. L'oleodotto è sotterraneo per tutta la sua tratta, lei ha citato la lunghezza totale dell'oleodotto che è 750 km nella nostra regione, nel Friuli Venezia Giulia, siamo a circa 170 km, arriviamo partendo appunto come dicevo da Trieste, saliamo in Carso, poi entriamo in Friuli, attraversiamo la Carnia e attraverso un tunnel dedicato a Montecroce Carnico entriamo quindi in Austria e poi da lì si va avanti. Nel 2018
abbiamo iniziato a riflettere su come avremmo potuto continuare a fare questo lavoro avendo un impatto ambientale ridotto. Abbiamo avviato degli studi, coinvolto delle altre aziende esterne alla SIOT, fatto anche una gara per ricevere progetti per poter avere un efficientamento energetico utile certamente a noi, ma anche quello che si chiama carbon footprint, quindi il nostro impatto in termini di emissioni, e dopo un periodo abbastanza intenso di analisi progettuali siamo arrivati a decidere e a sposare il progetto presentato da Enerproject, società della Regione, che prevedeva l'installazione di alcuni cogeneratori, impianti di cogenerazione. Tutto questo, scusi se la interrompo, arriva comunque ben prima della crisi energetica, cioè voglio dire il ragionamento che vi ha portato a questo viene aggravato dalla situazione attuale, perché se i costi energetici insomma erano alti prima e li volevate in qualche modo ridurre, in questo momento credo che la situazione diventi insomma vitale, tra virgolette. Sì, ma io ritengo, e non solo io, ma gli analisti ritengono che i prezzi dell'energia assurdi che stiamo vivendo in questi mesi, in realtà i prezzi sono circa 18 mesi che hanno cominciato a lievitare in modo non sostenibile, non avranno una vita futura molto estesa, nel senso che è prevedibile che nel giro di un paio d'anni, che è un tempo lunghissimo, ma in un'ottica di medio-lungo periodo, un termine relativo, questi prezzi scenderanno. Il progetto è stato avviato in tempi non sospetti, chiaramente, altrimenti non saremmo oggi alle fasi esecutive. Quindi, una volta individuato il progetto che garantiva la sostenibilità economica, certo, e la sostenibilità ambientale dall'altro lato, abbiamo iniziato a studiarne gli impatti, a studiarne le componenti di rischio per il territorio e per l'infrastruttura stessa, quindi anni di lavoro per definire un progetto sicuro, e una volta arrivati alla definizione del progetto sicuro siamo andati ad avviare le pratiche burocratiche, mi viene da dire, comunque le pratiche autorizzative per poter poi implementare. Anche per far capire che cosa faranno questi cogeneratori e perché avete scelto questi territori. I cogeneratori sono dei motori che al momento bruciano gas naturale, gas metano, lo trasformano in calore, con questo calore si fa funzionare un impianto di generazione elettrica e il calore viene utilizzato per altri fini economicamente validi. Nel nostro progetto il calore generato dai cogeneratori viene utilizzato con il mezzo di trasmissione del calore che è l'acqua calda per scaldare il greggio, renderlo quindi più fluido e quando si muove un liquido più fluido c'è bisogno di meno energia per ottenere lo stesso movimento. Se spostiamo della marmellata lungo un piano dobbiamo usare una certa forza, se spostiamo dell'alcol o dell'olio la forza per ottenere lo stesso movimento è ovviamente inferiore. E questo è il progetto di base. Ci tengo a dire una cosa, fin dall'inizio abbiamo individuato dei cogeneratori che possono funzionare con biometano. Sono convinto che il futuro della produzione di gas in Italia passerà necessariamente attraverso un uso più intensivo e più diffuso
del biometano. Oggi non abbiamo le leggi che ci permettano di utilizzare il biometano al di là di alcuni contesti estremamente limitati, in autoproduzione ed autoconsumo fondamentalmente, ma sono sicuro che anche alla luce delle ultime crisi energetiche si permetterà di usare il biometano all'interno delle condotte della SNAM e quindi un uso più diffuso del biometano, una produzione maggiore di biometano. Il biometano ha un circolo, e chiudo, delle emissioni di CO2 nullo. Ecco, prima di dare la parola ai sindaci, il perché della scelta di questi territori? Perché per la normativa italiana, per poter utilizzare l'energia elettrica prodotta in autoproduzione in maniera vantaggiosa, la devi utilizzare sul posto dove la produci. Quindi non si può mettere un impianto di cogenerazione in una località e avere l'utilizzo in un'altra. I cogeneratori vengono posizionati dove abbiamo le pompe, i motori che spingono il greggio lungo la condotta, e quindi non c'erano e non ci sono alternative. San Dorligo, dove si avvia il processo, il cammino del greggio lungo l'oleodotto, Reana, Cavazzo e Paluzza. Sì, insomma è facile anche immaginare che andiamo dal mare verso la montagna e quindi il greggio deve salire, quindi c'è bisogno naturalmente di tanta energia. Ci fermiamo per la pubblicità, poi sentiamo le voci degli amministratori e perché sono contrari a questo progetto. A tra poco. Ancora in compagnia di Economai FVG, faccia a faccia questa sera tra i vertici, il presidente della SIOT e i sindaci del territorio che al momento insomma, stanno cercando di capirne di più o in alcuni casi sono anche contrari a questo progetto che prevede degli impianti di cogenerazione sul territorio. Parto dal sindaco di Paluzza, Massimo Menti. Insomma, lei è stato uno di quelli insomma, che più ha osteggiato questo progetto, insomma, perché non vi convince insomma, la vostra paura e la ricaduta di inquinamento sul territorio, di impatto ambientale, ecco, anche per i dati che avete alla mano, insomma, qual è la vostra posizione? Diciamo che noi non è che a prescindere osteggiamo un progetto che ci viene proposto o siamo contrari in maniera netta e irreversibile a una situazione che noi comunque viviamo con SIOT dal 1964, una servitù fissa che dal 1964 sul territorio di Paluzza. Credo che di questo in tanti anni, in 55 anni, l'ha detto prima il presidente Lilli, di attività di SIOT, credo che non abbia mai avuto grandi contrarietà nella nostra comunità. Anzi, c'è stata una convivenza nella nostra comunità, nonostante delle problematiche che questa stazione di pompaggio ha comunque creato nel corso della storia. E la popolazione ha sempre avuto un rispetto per il lavoro di SIOT, ma è soprattutto una convivenza civile che ha portato poi a permettere a SIOT di fare questa attività per tanti anni. E quindi noi, se abbiamo qualche perplessità o più di una perplessità anche sulla base dei dati che poi abbiamo approfondito nel corso degli ultimi mesi, è una perplessità consapevole e coscienziosa, piena di responsabilità nel rispetto di quella che è, amministrando un territorio, la dignità di vivere da parte dei cittadini e la scelta di vivere in montagna da parte dei cittadini della mia comunità, ma delle nostre comunità della Carnia, e credo che sia anche una questione di rispetto per chi sia amministra, rappresenta le istituzioni, e chi amministra rappresentando le istituzioni ha la responsabilità di difendere e di tutelare il proprio territorio, sia dal punto di vista paesaggistico sia dal punto di vista della salute pubblica. Questo cogeneratore in più insomma, è una step ulteriore, diciamo, qual è il vostro timore? Che ci sia che tipo di ricaduta negativa? Sinceramente noi, questa è stata la presentazione, la preparazione della presentazione stessa ai sindaci, l'ha fatta il presidente Lilli con il suo staff e l'ingegner Pacorini.
il 3 maggio nella casa comunale di Cavazzo, nel municipio di Cavazzo. E già lì dissi, il Presidente credo si ricordi bene, che era abbastanza insolito il modo di presentare i progetti alle singole comunità, dopo che questo progetto era già stato presentato nel mese di febbraio-marzo indicativamente, con una conferenza stampa assieme all'assessore regionale Scocimarro, senza che i sindaci del territorio fossero a conoscenza di questa idea progettuale e senza che i sindaci fossero avvertiti di questa idea progettuale che impatta in qualche modo sul territorio. Quindi io lo dissi già in quella sede e dissi che legittimamente una società come SIOT non si mette in dubbio che abbia degli obiettivi da raggiungere con un ritorno sull'investimento da ottenere in tempi brevi per migliorare la propria attività. Però era quantomeno insolito e non era consuetudine nel rispetto delle persone che vivono SIOT da 55 anni come passaggio di servitù, comportarsi o presentarsi in quella maniera. Questo lo dissi chiaro. Mi permetta che termino il ragionamento. E dopodiché abbiamo avuto l'opportunità di vedere velocemente in quella sede la presentazione con le slide che scorrevano velocemente e gli impianti di cogenerazione che all'epoca della presentazione erano presi ad esempio in aree vaste, in aree territoriali anche isolate dal contesto urbano e dal contesto del territorio, fossero paragonate a quelle di Paluzza. Paluzza ospita la SIOT con la stazione di pompaggio in pieno centro abitato e quindi è mia senso grande di responsabilità e rispetto dei cittadini cercare di tutelare al massimo quella che è una comunità che non ha diciamo così, avuto i favori della sua sensibilità nel sentire che per un'altra volta si veniva a progettare un qualche cosa sul proprio territorio calandolo senza un confronto, senza avere la cortesia, il rispetto di essere insomma, avvertiti e presentati sul territorio. Ecco, questo allora l'abbiamo trovato abbastanza insolito. Che questo sia il primo punto, Presidente Lilli, insomma, che viene mosso, ma magari ci poteva essere una condivisione maggiore, il fatto che siate tutti quanti nello studio questa sera e poi insomma vedremo, ci sarà anche una riunione poi lunedì in Regione, poi vi leggerò anche quello che ci ha scritto l'assessore Scocimarro, forse si poteva comunicare meglio, insomma, più con i sindaci già in un primo momento, da questo punto di vista? Visto i risultati, ovviamente la risposta è certa, si sarebbe potuto comunicare meglio. La SIOT in questo progetto è associata a Enerproject e insieme si è proceduto ad avere prima l'interlocuzione ufficiale con le strutture e le istituzioni che sono titolate a dare le autorizzazioni e peraltro la presentazione pubblica è stata fatta il 24 marzo di quest'anno all'interno di un momento abbastanza rituale in SIOT che era stato interrotto per i 2 anni di Covid ed era diciamo, un po' la sintesi dell'anno precedente e per punti e per spunti senza grande approfondimento l'annuncio delle nuove attività per l'anno in corso, quindi credo che l'interlocuzione con i territori, certamente col senno di poi si poteva fare meglio e prima, ma l'interlocuzione, la voglia di parlare con i territori non è mai mancata. Il Covid, non dimentichiamocelo, ci ha allontanato fisicamente molto di più di quanto ci siamo resi conto nel periodo in cui siamo stati a lavorare da remoto o a non poterci incontrare in sessioni come questa, per esempio, ma appena è stato possibile abbiamo cercato e realizzato un'interlocuzione. L'incontro
citato dal sindaco è quello del 3 maggio, sì. Dal 24 marzo al 3 maggio, considerate anche le ferie del sottoscritto e il periodo pasquale, non ci sono poi tante... Vabbè, insomma, un'occasione anche quella di questa sera. Voglio sentire la voce di Gianni Borghi, sindaco di Cavazzo Carnico, insomma, in un territorio che è già, insomma, c'è un'autostrada, c'è l'impianto, insomma, siete già in qualche modo, avete dato, ecco, vi dà fastidio, come dire, che siate voi sempre a dover dare questa mancata magari comunicazione iniziale? Qual è il timore che avete, insomma, le perplessità circa questo progetto, anche per i dati che ci sono alla mano oggi? Ma credo che ognuno debba fare il suo lavoro. E ovviamente il sindaco fa l'interesse della sua comunità e lo deve fare, diciamo, rispetto a quello che è il suo mandato sotto il profilo normativo, ma anche sotto il profilo della difesa della comunità rispetto a quelle che sono, diciamo, anche indicazioni che non nascono dalla norma, da un regolamento. Ovviamente la comunità di Cavazzo Carnico, rappresentata dal sindaco, saputo, diciamo, e su questo, diciamo, non mi dilungo, nel senso che è già stato detto quanto sia stata abbastanza, diciamo, discutibile la presentazione di questo progetto alle comunità locali. E quindi io cerco di fare il mio lavoro, difendere la comunità. La cerco di difendere ovviamente con quelli che sono i dati che possono allarmare o non allarmare un amministratore. Quali sono questi dati? Insomma, ecco, esattamente. Allora, poi sentiamo anche... Dovremmo ragionare proprio rispetto a questi due elementi che vanno tenuti in considerazione. E devo fare un passaggio però ulteriore. Quando si autorizza un impianto, in genere c'è una conferenza di servizi in cui gli attori, come siamo noi oggi qua, si trovano davanti a un tavolo e manifestano, diciamo, quelli che sono i dati oggettivi, i dati tecnici, le opportunità, diciamo, le criticità. E quindi questo confronto è l'elemento fondamentale per dire un'opera, come va fatta, quali sono gli aggiustamenti, come deve essere inserita in un determinato contesto. Ovviamente tutto questo non è successo, quindi io apprendo, diciamo, del progetto con una nota formale della Regione il 14 febbraio e quindi mi arriva, diciamo, un avviso che si avvia un procedimento di autorizzazione per l'impianto di cogenerazione con le modalità di una conferenza di servizi asincrona. Quindi voglio dire, io non ho potuto confrontarmi con nessuno, ma questo è, diciamo, uno degli aspetti che io ho contestato alla Regione. Poi lei mi dice, io che cosa devo difendere? In questo momento devo difendere un territorio che, come ha già anticipato lei, credo che per il principio di sommatoria, non mi ricordo mai quale sia il termine, ha già dato. Quindi noi stiamo parlando in un contesto in cui io ho una centrale idroelettrica, vincoli sul lago, ho un'autostrada, ho una stazione di pompaggio che io però devo correggere un attimino il Presidente, mi scuso anche perché, diciamo, ho avuto con il Presidente un rapporto di estrema schiettezza e anche, diciamo, una persona molto aperta a quel dialogo che abbiamo cercato per tanti anni. In modo silenzioso no, perché queste famose miliardo di tonnellate che è passato ha disturbato la nostra collettività per 50 e passa anni, perché voglio dire, solo adesso stiamo aspettando, diciamo, il completamento dell'incapsulamento delle pompe che fanno un rumore abbastanza, diciamo, impegnato sulla valle. Quindi come potete pensare che un sindaco, nonostante le rassicurazioni oggettive, magari quelli che sono i dati tecnici, possa, diciamo, vivere un sonno tranquillo rispetto al principio di sommatoria, un'autostrada, una stazione di pompaggio, quando, diciamo, queste cose, diciamo, trovano ancora un elemento di disturbo, che fino a prova contraria, diciamo, ovviamente le parole rassicuranti del Presidente sotto l'aspetto tecnico lo vedremo con non ante opera ma post opera. Però le criticità, la posizione della mia amministrazione parte, diciamo, da questi principi. Uno, non è la modalità di approccio. Secondo,
abbiamo qualche, diciamo, secondo me, criticità nei confronti anche del dialogo con la Regione. Ovviamente noi ci aspettiamo nei confronti della Regione, che ha un apparato tecnico, che ha, diciamo, tutto il know-how possibile e immaginabile per confortare, confutare, sostenere quelle che sono le posizioni di entrambi. Ovviamente qui io devo dire che sono stato un po' imbarazzato, insomma, nella mia conferenza dei servizi. Ovviamente ci sono dei problemi di ordine anche di sanità pubblica, perché se c'è il principio di sommatoria, ovviamente io devo dire, gli inquinanti dell'autostrada, gli inquinanti di questo nuovo impianto, che emetterà quello che dovrà emettere rispetto sicuramente ai parametri, che è l'equivalente di, mi fanno, diciamo, perché insomma io faccio un lavoro, ovviamente adesso faccio un po' di difficoltà a confrontarmi col Presidente che è un tecnico, no? Però dire, sarebbe l'equivalente di 700, dell'emissione di 700 caldaie per uso domestico, no? In una valle così contenuta, quindi è ovvio che io mi pongo qualche problema. Allora, diciamo che è chiarissima la vostra posizione, ci fermiamo per la pubblicità, poi facciamo rispondere al Presidente, insomma, su questa anche sommatoria di situazioni che interessano Cavazzo tra poco. Ancora insieme con Economai FVG sulla vicenda della SIO dei cogeneratori, insomma, progettati sul territorio. Abbiamo sentito prima della pubblicità anche il sindaco di Cavazzo Carnico, Presidente Lilli, insomma, dice noi insomma, siamo un territorio che ha già dato e una somma anche di inquinanti che non dipendono solo da SIO, ma c'è l'autostrada, c'è la centrale idroelettrica, insomma, capisce anche lei che insomma, poi, insomma, come diceva il Presidente, sì, il sindaco prima, anche il rumore è una componente che sta accompagnando questa valle. Da questo punto di vista che cosa si sta facendo e cosa si può rispondere al sindaco? Sì, si risponde che le preoccupazioni sono giuste e vanno considerate con grande attenzione. Gli allarmismi vanno invece gestiti. Quindi si risponde che l'autorizzazione unica è un'autorizzazione data per gli impianti di cogenerazione ad alta efficienza proprio per il fatto che sono basso impattanti. Quindi sono basso impattanti vuol dire che hanno un impatto molto molto ridotto. Il metano ha una componente di emissioni che è assolutamente non comparabile con le emissioni di caldaie a gasolio o peggio ancora con la combustione del legno e dei pellets. Molto ma molto di meno. Per quanto riguarda il rumore, conosco bene la tematica del rumore relativo alle pompe che esistono da 55 anni, tutto all'interno delle normative di legge. Capisco che... Chi vive lì e per esatto, 50 anni le sente, anche se rispettano i limiti di legge, insomma, è chiaro, poi c'è l'autostrada. Ed è sacrosanto. Abbiamo approfittato del progetto degli impianti di cogenerazione proprio per creare anche, insieme a una seconda forma di contenimento per eventuali perdite di greggio, che non abbiamo mai avuto, ma dovesse succedere un incidente, abbiamo anche un'ulteriore copertura che protegge il territorio, non prevista da alcuna legge, ma solamente in maniera volontaria. Gli impianti di cogenerazione per norma di legge devono avere un limite di 58 decibel a 10 metri di distanza dalla soglia. La prima casa credo che a Cavazzo sia a oltre mezzo chilometro. 58 decibel, tanto per capirci, è il volume della mia voce in questo momento. Questi sono 58 decibel. Questo porta come limite di legge un impianto di cogenerazione. Ribadisco, con gli impianti di cogenerazione andremo a chiudere le pompe, quindi quel rumore che è stato sentito per 55 anni non si sentirà più. Nel momento in cui gli organi e le istituzioni regionali che si sono occupate della redazione dei documenti autorizzativi hanno elaborato i loro studi, questi studi hanno tenuto conto del contesto ambientale in cui questi cogeneratori andavano inseriti. Non hanno fatto un'analisi teorica,
ma hanno fatto un'analisi puntuale delle località dove richiedevamo di mettere i cogeneratori. Una di queste è anche Reana del Roiale, assessore Fattori. Insomma, dal vostro punto di vista, qual è l'impatto sul territorio e che cosa insomma, non vi convince a riguardo? Ma come hanno anticipato i sindaci che mi hanno preceduto, anche il comune di Reana, quindi il sindaco, la giunta, gli amministratori tutti, ecco, abbiamo delle perplessità, dei dubbi su questo impianto, su questa opera, diciamo, su questa centrale. Chiaramente la tutela della salute dei cittadini è la prima cosa a cui noi ci teniamo. Quando appunto è giunta notizia di questa realizzazione ci siamo attivati nel fare le verifiche, i controlli o comunque informarci. Come è stato detto precedentemente, ecco, ritengo anch'io che ci sia stata dalle parti, diciamo, tutti i soggetti che si sono coinvolti in quest'opera, una mancanza di comunicazione preventiva e sottolineo preventiva. Quindi sarebbe stato bello, dal momento che anche il Presidente, di cui ringrazio nuovamente della sua presenza e di poter avere questo scambio e che magari ci sia la possibilità di averne ulteriore anche con i vostri tecnici, di cui noi ci siamo già subito contattati, cioè abbiamo avuto dei contatti anche per poter ottenere ulteriori informazioni. Ecco. Quindi il Comune di Reana vuole essere informato in maniera oggettiva, chiara, vogliamo avere i dati prima di dire cose, non vogliamo quella centrale o vogliamo quella centrale. Abbiamo dei dubbi, abbiamo delle perplessità, però dico, informiamoci bene, per cui abbiamo sentito la Regione, la sentiremo, come ha detto lei, anche i prossimi giorni, abbiamo sentito l'APE, anche in base a quella relazione che ben fatta, diciamo, che ho letto attentamente del Comune di Paluzza, abbiamo sentito i progettisti della SIOT su quest'opera perché vogliamo avere informazioni ulteriori, prima di dire il male o il bene di quest'opera qui. Ecco, aggiungo solo una cosa al Presidente, che se fosse stato un discorso preventivo forse avremmo visto anche, io vedo anche qualcosa di, vedo il rovescio della medaglia, quindi qualcosa di positivo su quest'opera, virgoletto il positivo, perché un coinvolgimento del terziario, del Comune di Reana, dell'amministrazione stessa, nel predisporre una centrale così grande, eventualmente facendola in un modo migliore o ampliandola, valutandola, per poter utilizzare anche questa energia a favore di. Ecco, questo forse sarebbe stato, si parla tanto di comunità energetiche, eccetera, poteva essere un'occasione, una valutazione attenta da poter fare. Spero si possa eventualmente fare qualcosa. Un altro dei temi è proprio questo, insomma, sicuramente ci sarà una ricaduta economica favorevole per SIOT, altrimenti non avrebbe messo in piedi questa progettazione, quindi ci saranno dei risparmi importanti di alcuni milioni di euro, Presidente, sicuramente. Dall'altra parte il territorio dice, noi ben volentieri ospitiamo ancora e vi mettiamo a disposizione il nostro territorio. Qual è il vantaggio però della ricaduta per il territorio? Cioè, come vengono risarciti, diciamo così, i territori che ancora una volta si mettono a disposizione? Allora, un paio di precisazioni corrono d'obbligo. La prima, questi grandi impianti, un cogeneratore è largo 2,2 metri, alto 2,9 metri e lungo 9 metri. Di questo stiamo parlando. Quindi tanto grandi oggettivamente non sono, ogni cogeneratore sta dentro un container. Il dialogo con i territori è l'abbiamo detto fin dall'inizio, appena è stato possibile, quindi proprio con tutti gli amministratori e i politici che sono stati coinvolti nell'incontro del 3 maggio a Cavazzo Carnico, al comune di Cavazzo Carnico, abbiamo detto subito, questa per noi è la partenza o la ripartenza di un dialogo attivo ma anche pragmatico con i territori. Creare i cogeneratori nei vostri territori significa dare la possibilità di creare comunità energetiche. Cosa sono le comunità energetiche? Sono dei gruppi di
produttori e consumatori all'interno di un determinato e specifico territorio che condividono la creazione di energia o la possibilità di creare energia, pagandola a un prezzo significativamente inferiore rispetto che un acquisto da rete. L'abbiamo detto subito. Ricordo anche l'apprezzamento del sindaco Borghi quando alla fine di quell'incontro io ho detto: se noi siamo insieme possiamo mettere insieme una capacità progettuale che la SIOT ha e che forse i comuni non hanno una progettualità tecnica specifica sul settore energetico, per poter realizzare progetti che vadano a vantaggio della comunità. Allora, su questo adesso facciamo un giro con gli amministratori per sentire una replica su questo e quali possono essere anche il punto d'incontro, ecco, che cosa, tra virgolette, potete anche chiedere in cambio, alcune cose, posti di lavoro, uno scambio energetico, insomma, partiamo da Mentili, insomma, un po' per inquadrare, diciamo, sì, meglio la questione anche dal vostro punto di vista. No, ho l'impressione che però tutto ciò faccia passare coloro i quali hanno delle perplessità, hanno delle contrarietà a quest'opera, come delle persone che non hanno capito bene finora l'ipotesi progettuale che è stata presentata e anche gli intendimenti. Allora, prima di arrivare al discorso che ha fatto lei in questo momento, bisogna chiarire una serie di questioni che sono assolutamente nebulose. Cioè, il Presidente dice che gli impianti di cogenerazione non sono così grandi. A Paluzza verrebbero installate 2 ciminiere da 14-16 metri. Ora, voglio dire, mi ha fatto specie ulteriormente una comunicazione su alcune nostre osservazioni, di cui stiamo ancora attendendo dalle osservazioni la risposta della Regione. Mi ha fatto specie quando la Direzione Infrastrutture ci manda una lettera dove dice: bene, il luogo, la località della stazione di pompaggio ha interesse paesaggistico, però in questo momento c'è una zona degradata, il cui intervento di SIOT con l'impianto di cogenerazione non porterebbe un ulteriore degrado, perché è già degradata. Allora io mi chiedo, se ha interesse paesaggistico e ambientale non può essere considerata degradata, punto primo. Punto secondo, dico, al degrado a questo punto non c'è fine. Quindi dobbiamo chiarire bene le cose prima di passare a uno step successivo che è tutto da vedere. Noi abbiamo contrastato questo con le osservazioni puntuali fatte dal Comune di Paluzza, le ultime il 26 agosto, di cui ancora non abbiamo avuto nessuna risposta dalla Regione, e voglio anche dire questo, non per sembrare il cattivo di turno, perché non lo sono e sono una persona assolutamente coscienziosa e rispettosa di tutte le parti, ma lunedì l'assessore Scocimaro ci ha convocati in videoconferenza quando c'è un ordine del giorno passato all'unanimità in Consiglio regionale che chiedeva un incontro con tutti gli stakeholders in questa vertenza, cioè dai sindaci alla SIOT, alla Regione, ai portatori di interesse anche di tipo tecnico. La relazione di APE che abbiamo avuto in mano, alla quale so che SIOT sta facendo delle controdeduzioni, alla quale poi faremo un ragionamento, una riflessione di sintesi assieme, ci porta dei dati che non possono renderci merito di assecondare un intervento del genere. Perché appare nella sintesi finale che ci sia correttamente, legittimamente, un vantaggio economico-finanziario indubbio da parte di SIOT facendo un impianto di cogenerazione. I dati progettuali, Presidente, del progetto presentato da voi non hanno i dati dell'efficientamento energetico, non ci sono. E quindi i dati dell'efficientamento energetico, tuttavia, APE ci mette nelle condizioni di capire che non ci sono delle poche emissioni in atmosfera come detto da Energy Project quel pomeriggio a Cavazzo, ma ci sono 28.000 o se non saranno 28.000 tonnellate di emissione annue nella stazione di pompaggio di Paluzza, saranno 20.000 di anidride carbonica che non sono propriamente poche. Poi mi parlate sempre di minor consumo energetico. Se noi facciamo, e qui chiudo la prima parte relativamente alla parte tecnica, che poi non è il mio mestiere, però in questo periodo abbiamo approfondito con chi fa questo mestiere. Allora,
SIOT consumerebbe 14 milioni di metri cubi di gas metano annui e, per dare un esempio e un riscontro, nel 2013 i settori residenziali e terziario dei 29 comuni carnici hanno consumato 9 milioni e 9 di metri cubi di metano. Quindi capite bene che non è un minor consumo energetico, ma i dati che abbiamo in mano in questo momento ci pongono nelle condizioni di dire si andrà a consumare di più. Quindi in tutto questo sappiamo che c'è un beneficio da parte dei certificati verdi o certificati bianchi, da parte di questo intervento considerato ad alto efficientamento energetico, di conseguenza le perplessità le abbiamo sotto gli occhi di tutti. Non è pensabile che noi adesso ci siamo svegliati la mattina dell'11 aprile, quando ci è arrivata la comunicazione da parte della Regione del progetto, del nuovo progetto di impianto di cogenerazione, e abbiamo detto no, non ci piace, quindi noi lo contrastiamo. La interrompo, Sindaco, solo per dire questo, siccome avete citato insomma, sia l'assessore Scocimarro che la Regione, noi lo avevamo invitato anche insomma, a far sentire la propria voce, ma per una serie di impegni non è riuscito a essere presente, ci ha comunque inviato insomma, alcune righe che insomma, io adesso vi leggo. Insomma, lui dice: nell'attuale situazione geopolitica europea è quanto mai attuale rapportarsi con realtà importanti come la TAL, ed è fondamentale per il nostro Paese, oltre che per le ricadute economiche che queste garantiscono sul territorio. Con la società ho da tempo avviato un confronto, dapprima nato per la mitigazione degli odori nell'area triestina, ora per i progetti dei cogeneratori. Recentemente ho incontrato il Presidente Lilli assieme ai dirigenti della Regione al fine di approfondire i progetti in questione e valutare, oltre agli impatti ambientali, anche la disponibilità della SIOT di mettere gli impianti al servizio delle comunità che li circondano. Proprio questi aspetti saranno il tema della riunione già convocata per la prossima settimana con la società e i comuni interessati, appunto della riunione insomma, di lunedì, della quale insomma, facevate accenno anche voi poco fa. Allora, prima di concludere, di cercare di trovare una sintesi, di sentire anche le voci poi di Rehan Cavazzo e poi lasciare poi la replica al Presidente, insomma ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi. Ultima parte di Economy FVG, qui su Telefriuli questa sera va in onda il confronto tra l'azienda SIOT e i sindaci dei territori friulani che dovrebbero ospitare i cogeneratori appunto che dovrebbero dare energia elettrica all'eolodotto che porta insomma il greggio da Trieste fino alla Germania. Sindaco Borghi, abbiamo sentito il sindaco di Paluzza prima, insomma dal suo punto di vista anche per cercare di trarre una sintesi e di approfittare della presenza del Presidente Lilli insomma per porgli quelle questioni, quelle domande magari ancora irrisolte, come diceva, risposte che magari attendete anche da tempo. Allora, brevemente, velocissimamente, ogni attività che noi facciamo ha un impatto e questo è indubbio. Quindi non si possono mitigare, ma si possono solo esporre, diciamo, quali sono gli impatti di una qualsiasi attività industriale. Io credo che quando si parla di un'attività bisogna anche pensare al costo-opportunità e quindi questo costo che viene sopportato dall'azienda dà opportunità per il territorio? Per quello che mi riguarda al momento no. Al momento diciamo l'opportunità per me non c'è, anche perché io sto scontando, quello dicevo prima, la sommatoria di tutto quello che ho già sul mio territorio. L'altra cosa che mi preoccupa è: c'è o non c'è esposizione diciamo per quanto riguarda l'emissione di gas? Allora su questo diciamo c'è un po' di nebulosità, nel senso che ognuno porta dei dati, ho visto anche dei dati prodotti dai movimenti di opinione che ovviamente cercano di sconfutare. Quindi ci sono o non ci sono determinanti sulla salute pubblica? Su questo si sono espressi sostanzialmente gli organi che la Regione ha chiamato a esprimersi. Ovviamente anche qui il principio di sommatoria non è stato diciamo, evocato. Quindi le mie perplessità sono quelle delle funzioni di sindaco. Io oggi devo difendere gli interessi della mia comunità. Ovviamente li difendo quando questi dati sono diciamo, a favore o a sfavore, quindi io non intendo promuovere una lite temeraria quando diciamo, non ho elementi. Ma in questo caso, ad esempio, sulla rumorosità ci sono un po' di discussioni per quello che è stato il parere di ARPA, ovviamente diciamo, che a noi non lascia assolutamente convinti. E poi c'è questo, come dicevo prima, il problema dell'esposizione a inquinanti atmosferici che ovviamente peraltro è voi avete l'elemento anche in piedi preoccupante. tutto un progetto turistico
Allora, sul noi lago, siamo nel che- paradosso, io sto investendo quasi 1 milione di euro sul lago e dall'altra parte non devo dar torto, diciamo, a nessuno, ma l'evidenza progettuale dice che ci saranno 2 ciminiere, che ci saranno 2 container di 9 per 21 metri e quindi voglio dire andiamo ancora a creare un elemento di Sì, disturbo per in 2 un'area metri, già giustamente. degradata. Per 2 metri, 9 per 2. 9 per 2 no, Sì, 9 per 21. no, Guardate, io mi fido solo di quello che c'è scritto perché... 2,2, 2,9, circa 9 benissimo, metri. allora l'abbiamo contenuto. Io diciamo dei No, Forse dati- le ciminiere, insomma, è sempre su stata quello- così. 21 per 6 per 4, 15 per sono 6 per 4. sicuramente- Sulle ciminiere, parlerò alla fine, le ciminiere stiamo parlando di un tubo che non è circa mezzo metro. Però sono E va 14 metri. e va a 14 16 metri proprio per realizzare una... Bisognerà diciamo, poi anche espressione. capire insomma, cosa esce da queste ciminiere, che è già il succo della questione. e Allora, Presidente, quello che faccio... dicevo Lasciamo prima era un dato. Reana, mi sembrava. Però sì. diciamo, il nostro problema è anche quello, come facciamo a valorizzare ciò che è stato deturpato in questi anni? SIOT, che cosa intende fare anche per il territorio? Ecco, questa era l'altra domanda. Sentiamo anche Reana per trarre una sintesi e poi insomma vediamo il Presidente cosa risponde a tutti. Bene, beh, una sintesi, capisco le problematiche dei comuni montani che hanno una morfologia molto diversa infatti. rispetto a quella del comune di Reana. Senz'altro il comune di Reana, gli amministratori eccetera saranno attenti, puntuali nel controllare e verificare. Chiedo chiaramente al Presidente, che mi sembra disponibile in incontri, verifiche, che noi abbiamo anche formalmente chiesto la presenza di un loro tecnico all'interno del nostro Consiglio Comunale per presentare proprio questi nuovi progetti o comunque dare un'indicazione anche delle scelte della SIOT. Per cui piena fiducia anche agli enti competenti che dovranno monitorare, l'ARPA, l'azienda dei servizi sanitari, i vigili del fuoco, tutte le verifiche che faranno, piena fiducia giustamente perché loro sono dei tecnici, però senz'altro il Comune starà molto attento e sarà presente dando, diciamo sotto un aspetto collaborativo, quindi non di guerriglia, per essere chiari, sulla realizzazione di questi interventi. Se poi riusciamo a ottenere, come diceva il Presidente, la possibilità di comunità energetiche, quindi utilizzare questa vostra energia in qualunque forma, se possibile, ben venga. Allora, insomma, i temi, Presidente, sono un po' questi. Uno è la ricaduta di inquinamento eventuale che c'è sul territorio, il deturpamento eventuale del territorio sia con i cogeneratori, le loro dimensioni e le ciminiere, e poi la ricaduta per risarcire, tra virgolette, il territorio e che cosa hanno in cambio. Ecco, queste mi pare le tematiche poste dagli amministratori. Allora, per quanto riguarda gli inquinanti, qua bisogna anche qui usare le parole giuste per indicare le fattispecie giuste. I 27.000 tonnellate di CO2 anidride carbonica, l'anidride carbonica non è un inquinante, è un gas che è clima alterante, ma non è un inquinante, altrimenti i boschi di notte sarebbero degli inquinanti, altrimenti gli esseri umani sarebbero degli inquinanti, dei fattori inquinanti. Qualcuno magari ideologicamente potrà dire che così è, ma stante i fatti, l'anidride carbonica, la CO2, non è un inquinante. Per quanto riguarda le emissioni, sono tutte bene al di sotto di tutti i limiti di legge e questo per rassicurare sulla parte relativa alle emissioni. Le autorizzazioni, diciamo. Esattamente, se sono arrivate le autorizzazioni, sono arrivate perché gli organi competenti e peraltro civilmente e penalmente responsabili delle loro azioni e dei loro giudizi hanno espresso parere favorevole. Ha espresso parere favorevole l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, l'ARPA, su tutte le tematiche per le quali l'ARPA è stata coinvolta, a partire dalle emissioni, andando anche alle emissioni acustiche. Ha dato parere favorevole le ASL, hanno dato parere favorevole i Vigili del Fuoco, cioè tutti quegli organi che sono gli unici titolati a esprimere opinioni competenti. Si è citato brevemente, si è fatta molto leva in realtà poi per avere i dubbi sacrosanti riguardo alla reale utilità di questi impianti. Si è fatto riferimento
un'analisi fatta da APE FVG. APE FVG non è uno di quegli enti, è un'istituzione, un ente privatistico che fa analisi con esperti, non ha un'autorità né un'autorità per poter giudicare, sindacare. Perché da un diciamo punto i di dati vista che emergono da legale. APE non sono positivi per voi. I dati che vengono dal rapporto di Sì. APE, peraltro ben inquadrati dalla stessa APE, sia all'inizio del loro rapporto ma anche nel corso del rapporto, si basano su informazioni che non hanno chiesto a noi, ma che sono andati a prendere da altri documenti che avevano tutt'altra finalità e non la finalità del fare un focus sulle emissioni, quindi dai documenti che sono stati presentati agli enti preposti per ottenere le autorizzazioni che abbiamo ottenuto e da alcune supposizioni, da alcune assunzioni. APE avrebbe fatto molto bene a contattarci, come noi forse avremmo fatto molto bene a parlare prima con i territori, ma APE avrebbe fatto molto bene a parlare con noi prima o in fase di esecuzione dello studio, perché tanti errori e tanti, diciamo, punti di vista e conseguenze erronee dal nostro punto di vista, ovviamente, non si sarebbero verificate se semplicemente avessero chiesto direttamente alla fonte le informazioni e i dati utili. La fermo un attimo perché il sindaco di Paluzza No, scuoteva la testa. l'Agenzia per l'Energia APE è un'agenzia dove noi, Comune di Paluzza, siamo soci, è un'agenzia pubblica, quindi non è che è un'agenzia privatistica, come dice lei. È un ente privatistico partecipato dai soggetti pubblici. Non è poco quello che ha detto adesso, partecipato dai soggetti pubblici, quindi noi abbiamo chiesto a APE che ci facesse una relazione non su dati che ha preso un po' di qua, un po' di là con delle supposizioni. I dati progettuali li ha presi sui vostri dati ufficiali che noi abbiamo mandato sulla vostra progettualità ufficiale ricevuta dal Comune di Paluzza in data 11 aprile. Quindi io non credo, se poi noi saremo ben lieti di essere smentiti con dati che sono completamente erronei, ma non vorrei che da questa serata noi passassimo da quelli che non hanno capito niente, perché non è così. Io capisco che il Presidente Lilli e SIOT devono portare avanti un ragionamento cercando correttamente, perché è un'azienda che fa utili, che deve perseguire gli obiettivi e che deve comunque rimanere all'interno delle normative di legge. Questo nessuno lo discute. Però noi, d'altro canto, siamo i titolari, diciamo così, della responsabilità della salute pubblica e della difesa del cittadino sul territorio. Chi vive in montagna, come chi vive in altre parti, deve avere il riconoscimento della correttezza da parte delle progettualità e non sempre calate dall'alto in una certa maniera, e noi dobbiamo dire non abbiamo capito niente, come al solito, ha ragione SIOT in questa avvertenza, quello che abbiamo portato avanti finora erano stupidaggini. Perché io non lo accetto, perché se faccio il sindaco lo faccio con estrema, come tutti i miei collaboratori, i miei colleghi, e i miei assessori, lo facciamo con una grande onestà intellettuale e con un grande senso di responsabilità. Questo sia chiaro, perché non siamo venuti qui in trasmissione a confutare dati tecnici che sono stati erroneamente interpretati dall'amministratore di turno. Questo sia chiaro. Noi abbiamo fatto delle domande, abbiamo fatto delle osservazioni, abbiamo avuto legittimamente delle perplessità, siamo contrario a uno sviluppo e una valorizzazione del territorio con un'ennesima posizione, diciamo così, di un aumento e un aggravamento della servitù sul nostro territorio, e di conseguenza cerchiamo di rappresentare la nostra voce sul territorio. Presidente. Brevissimamente, mi sembra di aver riconosciuto la legittimità delle perplessità, dei dubbi, dei timori dei sindaci e degli amministratori qui presenti, ma anche quelli non qui presenti, ed è per questo che la SIOT è pronta sempre a discutere e a parlare e a spiegare. Ho detto che buona parte di queste perplessità, di questi dubbi, di questi timori fa leva su uno studio che è stato realizzato utilizzando dei dati che non erano, ribadisco, focalizzati alle emissioni e associando a quei dati alcune
assunzioni inevitabili per poter poi sviluppare il ragionamento tecnico. Allora, per Presidente, questo, questa è la prima cosa. Poi, questi dati allora diciamo verranno ricalibrati con APEC. Ma noi è in corso, fiducia. è in e poi ci corso sarà una. poi- volevo certo. andare anche sulla parte più propositiva, Sì, riallacciandomi infatti, anche al perché, insomma, contributo attenderemo dell'assessore i dati di Reale. riaggiornati, diciamo, su questo capitolo. Sì, Mentre volevo andare invece- sulla parte più propositiva. Abbiamo detto Sì. fin dal primo momento e fin dal primo minuto siamo pronti a entrare in una progettualità. Cosa farà SIOT? Allora, innanzitutto vorrei togliere totalmente la parola compensazioni, perché non c'è nessuna compensazione dovuta per questo genere di interventi. Ci sono altri tipi di interventi, come per esempio il ricorso a pannelli solari estesi sul terreno agricolo, dove sono previste delle compensazioni. Sì, certo. Questo tipo di interventi, proprio perché non ha un impatto così rilevante, non prevede alcun tipo di compensazione per i territori. Quindi, torniamo a dire, è una volontà ed è una volontà concreta. Ritengo estremamente utile avviare rapidamente discorsi, analisi e progettualità insieme, perché le comunità energetiche, quindi prosumer, quindi consumatori e produttori in uno stesso territorio, le possibilità di realizzare impianti di teleriscaldamento, si parlava del nostro impianto di Paluzza e nel centro cittadino, benissimo, mettiamoci insieme per fare un progetto di teleriscaldamento non solo per le utenze pubbliche, ma perché no, per le utenze private all'interno di un radius, di un raggio accettabile su Paluzza, andando anche a raccogliere i fondi che vengono messi a disposizione dal PNRR, da altre fonti finanziarie europee. Mettiamoci insieme per realizzare interventi che funzionino sul territorio. Allora, velocissimi perché siamo già in chiusura, Borghi. Una cosa velocissima, Rapidissimo. una cosa molto Sì. veloce per dovere di cronaca. L'autorizzazione è emessa dalla Regione all'esercizio, non dai comuni. I comuni diciamo, hanno solo l'obbligo di comunicare la conformità urbanistica. Quindi in questo momento capite qual è la nostra posizione di debolezza e quindi la nostra posizione di debolezza diciamo, deve trasformarsi in un momento di forza nella misura in cui ciò che diceva il Presidente viene esigito, viene tangito, ma questo atteggiamento lo chiediamo anche alla Regione. Noi siamo arrivati alla fine della trasmissione e traendo un po' la sintesi, giustamente SIOT fa l'interesse dell'azienda, naturalmente cercando anche di migliorare l'efficientamento energetico. I sindaci legittimamente difendono il loro territorio con strumenti che sono quelli insomma, di portare, come abbiamo sentito, poi se arriva un'autorizzazione dall'alto i sindaci possono fare quello che possono fare, però insomma facendo sentire la loro voce. Credo però che una serata come quella di questa sera, insomma, da parte dell'azienda ci sia stata la disponibilità di venire in televisione a confrontarci con i sindaci e vi assicuro che non è da tutti, perché molto spesso cerchiamo di organizzare cose simili e non ci riusciamo, quindi grazie al Presidente, grazie alla SIOT per essere stati con noi, grazie ai sindaci che ci mettono sempre la faccia e cercano di difendere i loro territori. Credo che trovare una sintesi, visto che insomma questi cogeneratori di fatto verranno realizzati in un modo o nell'altro, insomma c'è la disponibilità dell'azienda anche da parte dei sindaci magari di trovare un dialogo per il bene del territorio del Friuli. Grazie al Presidente Lilli, ai sindaci Menti, il Borghi, all'assessore Fattori di Reana del Roiale, grazie ai tecnici in regia. Finisce qui questa puntata di Economy FVG, l'appuntamento come sempre per giovedì prossimo. Grazie, buona serata. Questo programma è stato offerto da Micra.